No, I'm not a writer. Bene ragazzi, sono appena svegliato, occhio. Zappiera la spiaggia, porca troia. Dobbiamo mettere il disco orario, sono mezzo messo la multa, speriamo di no. Fuso orario, bottiglia, chissà che ore sono, devo guardare anche quello. Vediamo. No, non ho multe, c'è il sole che batte in una maniera incredibile, c'è questo ustionante, adesso andiamo fuori. Buongiorno Italia, casicchio. Vabbè dai, ne fa il bagnetto intanto. Oh, ma del parcheggio a livello pro vogliamo parlarne? Vogliamo parlarne? Porca troia, Cioè non so. E questo no, ho paura che gli pinzano via i cosi qua, le finestre. Cazzo che mona, lì era l'entrata. Porca troia, mimetizzata. Eccolo là. Il camperino. Poi ci mettiamo. Ciao Gabo! Ciao mister. Viene solo un cazzo. E perché? Devo fare un cazzo. Perché è arrabbiato Sono Martina? arrabbiato, stressato, porca troia, cazzo culo. No, non è che schiavi, non niente dietro, guarda. Portato via. Io c'hai per andare sotto acqua, una bottiglia di acqua, sta roba qua, Mangiare e sulla pani? ma che mangia un cazzo? Mangiare pani? Ma che mangia un cazzo, sta roba qua mangia. Chi mangiare dopo? Ma mangia niente, fai fa. Guarda che magro, guarda. Ciao mister. Ciao. Sono un debole, ho fumato 2 cicche col tabacco ieri sera e una adesso prima di pranzo. Non sto proprio male, ma non sto neanche bene. Mi sento un po' coglione, che dopo quando stai bene, no? Perché ti passa l'effetto nicotina, dici ma sì, ci sta la cica, che bene, invece dopo è una cosa, una rottura di cazzo pazzesca. Buongiorno ragazzo! Allora in spiaggia iniziamo a fare un po', non dico freschetto, ma io che vado sempre in acqua, iniziamo a fare freschetto, no? Perché c'è un bel vendicello. E allora, guarda che bello, questa è la costiera ligure, wow, sei senza microfono e senza stabilizzatore, cioè un po' così alla cacchio, e come sempre, no? E stiamo andando adesso in direzione France. Adesso magari ci fermiamo da qualche parte, no? Così metto il navigatore, il microfono alla GoPro, cioè mi organizzo un attimo, che è un po' il caos in camper. Ho uscito per miracolo, tacci 2 ragazzi mi hanno dato una mano, cicocò, alla fine siamo usciti dal parcheggio perché ero incastrato dentro con tutto addossato, no? E quindi comunque eravamo a Renzano. Adesso ovviamente vedi, ho dovuto ritornare indietro, no? Perché ero uscito col muso all'altra parte, giustamente la dinetta a destra, e quindi l'ho parcheggiato per così. E adesso ecco qua, noi eravamo dove era quel camper lì, in fondo a sinistra più o meno, quella zona lì, e abbiamo fatto il bagnetto qua, molto bello, molto bello. Hai visto? Dai, andiamo. Chiaro che io ho avuto fortuna perché ho il camper, quello davanti di me forse ancora di più perché è il camper da Skye, al Laika, uno di quelli nuovi, ma sì, è enorme. Ma se no, cioè, è impossibile trovare parcheggio, vedi, traffico neanche non ce n'è, c'è sto qua davanti, va via così, ma non c'è traffico, no? Cioè, è un po' il salone del camper quando passi su queste strade qua, ne vedi talmente tanti e ti fai un'idea, ma la maggior parte sono camper scarrozzi, non dico come il mio, ma quelli dopo del mio, cioè tipo anni 90.
Sì, ho detto, sono stato fortunato perché ho il camper, nel senso che arrivo di sera o di notte e trovo quasi sempre il parcheggio, no? Cioè dove voglio. Vabbè, ma che figo però, guarda che stop a LED che ha, guarda la telecamera sopra. Cazzo figata, bello. È Leica, è roba da Sky, cioè no, roba da POC. Creos 4009. Ma non ha neanche una finestrella dietro, ma che tristezza, è tutto serà. È tutto già un po' stile Monte Carlo, no? Con le palme, no? Con tutta la passeggiata, gli scooter, che figata, ciao caramba. Ritorniamo in costa, là, c'ho in moto ragazzi, sì, in moto è da fare. Però in camper hai visto, dormi dove vuoi. Selle Ligure, città dei bambini. Deduco che qua bombano molto per fare i bambini, per essere la città dei bambini. Vabbè, noi dovevamo andare in un campeggio perché in Francia si sa sono tutti delinquenti, ti aprono il camper, quindi noi andiamo in un primo campeggio, non quello dove dovrei andare io, ma prima, dove comunque c'è la bella spiaggia, e dopo andiamo nel posto Faigo, sì, c'è il motivo delle vacanze. Che è sto schifo? Ma che schifo? Ma che roba? Ma che deturpamento ambientale? Ma che deturpata che vi hanno tirato alla faccia. Guarda che vederla dal vivo, la Costa Crociere, là, le navi da crociera, è immensa, cioè veramente, cioè tu le vedi nei video, in foto dici è enorme, ma dal vivo no, dal vivo è una città, porca miseria, ma che roba, pazzesco. Ciao nave. Sì, no, va sopra persino i giostri bambini, la piscina con lo scivolo, le scialuppe che non bastano come su Titanic, dopo si troveranno appesi a una lastra di legno, e dopo la femmina dice ma sì dai, lasciati andare, muori che io ho bisogno dei miei spazi, cioè perché effettivamente su Titanic si sa, ci stavano in due, no? Ma è perché la donna ha bisogno dei suoi spazi, è quello il motivo, hai capito? Ah, questa bella città un po' caotica, un po' così. Questa è Savona, qua siamo a Savona. Ciao Savona, buongiorno Savona. Buongiorno un cazzo, porca troia, tocca andare di 30 all'ora. Guarda che castellauzo enorme, curati. Guarda che robe, deve averla vista sul lago anche quello là. Porco cane. Vabbè, noi siamo in direzione Ventimiglia. Va l'entrata, che figo, col ponticello, e dopo entri di là. Bello? Bello, ma io sinceramente con sto caldo non voglio andare a visitare castelli, cioè bello figo vuoi, ma sono cose che io faccio primavera, autunno. Adesso vado in spiaggia, solo direzione campeggio da spiaggia, praticamente un po' più in periferia. Ogni tanto trovi fiumiciattoli con l'acqua stagna, no? Che prendono e portano verso il mare, e dopo là vedi gli ombrelloni e la gente ci si sguazza dentro, anche massa. Beccati anche un po' di nuvolo e di deturpamento ambientale, perché ci vuole? Perché se l'occhio si abitua troppo al bello, e dopo è tutto piatto, no? Capisci? Mentre così deturpamento nature,